Soddisfazione per l'andamento della giustizia tributaria in Friuli Venezia Giulia, pur in un quadro che resta complesso sul piano organizzativo. In apertura dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e tributario, il presidente della Corte di secondo grado, Oliviero Drigani, ha evidenziato segnali positivi a partire dal calo dei procedimenti pendenti. Un risultato che si accompagna però a una criticità strutturale, la carenza di personale, con una scopertura degli organici importante e difficoltà diffuse anche nelle segreterie. Io personalmente sono contento. Abbiamo praticamente un arretrato che nell'arco dei 3 anni è più che dimezzato. Io sono arrivato all'ottobre del 22, ho trovato circa 1400 fascicoli pendenti, adesso ne abbiamo 620 e non perché abbiamo goduto di condoni o cose del genere, ma perché siamo riusciti, grazie ai miei colleghi, a dare una forte impronta di produttività, quindi io personalmente sono contento. Mai esserlo troppo, ma almeno non mi sentirete piangere, lamentarmi, chiedere aiuto. Sul piano normativo prosegue il percorso di riforma della giustizia tributaria con interventi che rafforzano la terzietà dei giudici e il contraddittorio. Tra le novità più importanti l'estensione del giudizio monocratico in primo grado per le controversie fino a 10.000 euro, applicabile ai ricorsi notificati dal 2 maggio di quest'anno. Adesso hanno aumentato a 10.000 euro, da 5 a 10, il livello dei contenziosi trattati dal giudice monocratico, quindi questo indubbiamente porta un vantaggio di ritmo, no? Perché anziché essere in 3 giudica uno. Da noi in secondo grado siamo sempre in 3, ma questa è una garanzia anche di metodo, di misura. La collegialità ha un suo valore. Tra le materie più rilevanti emergono i tributi locali, in particolare quelli legati alla casa, e il contenzioso doganale, sempre più complesso e legato alla normativa europea. Più esteso il quadro delineato in apertura dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha analizzato la situazione del momento guardando alla regione, all'Italia e all'Europa. Sono molto preoccupato per i mesi a venire, credo che la situazione europea sia particolarmente delicata, è un continente che ha dimenticato il comparto produttivo e della filiera produttiva e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Prevedo veramente mesi complicatissimi per tutta Europa e quindi su questo noi dovremo cercare ovviamente di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del continente è fortemente a rischio.